I detenuti al rientro dei permessi premio e nascosti dai visitatori in involucri di patatine, pannolini per bambini, succhi di frutta, che poi venivano cestinati in appositi contenitori dei rifiuti e venivano successivamente recuperati. Così entravano droga, telefonini nel carcere di Augusta, nel Siracusano, secondo l'inchiesta denominata Alcatraz dalla DDA della Procura di Catania, che ritiene di avere sgominato un'organizzazione dedita al traffico di hashish nell'istituto penitenziario con l'arresto di ben 11 individui. Nei confronti degli indagati, il GIP Montuori ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 9 di loro, agli arresti domiciliari per altri 2. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Penitenziaria in Sicilia, Calabria, Friuli, Venezia Giulia. L'indagine, coordinata dal procuratore Ignazio Fonso e dal sostituto Giuseppe Suriale della DDA Etnea, condotta dal GICO di Catania e dal Nucleo Investigativo Regionale di Palermo della Polizia Penitenziaria, è stata avviata dopo le dichiarazioni di alcuni detenuti nel carcere di Augusta. Gli accertamenti avviati, che si sono avvalsi di attività tecniche e servizi di pedinamento, osservazione e controllo, hanno consentito di individuare e risalire all'organizzazione che gestiva il traffico di droga, portandola spacciandola in prigione. Secondo la tesi della Procura di Catania, il sodalizio sarebbe stato promosso, organizzato e coordinato dai detenuti Marino e Ferrante. Il primo, sostiene l'accusa, avrebbe impartito dal carcere direttive precise a dei complici liberi su quantità, tipologia, prezzi e modalità di pagamento della droga, coordinando le successive fasi di introduzione clandestina e cessione degli altri detenuti. Il secondo invece avrebbe curato l'approvvigionamento, il confezionamento, il trasporto e l'ingresso dello stupefacente in carcere, grazie alla collaborazione di altri 6 complici. A recuperare la droga e i telefonini dai rifiuti in carcere era Ignazio Ferrante, che grazie alla sua mansione di addetto alla pulizia, consegnando l'hashish a Marino Misa.